Va ora in onda l'inviato speciale. Campionato nazionale dilettanti a cura di Renato Scanu con Ugo Bulgarelli. Interviste in diretta e commenti in vista del prossimo campionato di Serie D a carattere nazionale con protagonista il Carbonia Calcio 1939. Produzione media @Sport Italia TV Publimedia Communications in collaborazione con Radio Luna. Esattamente Mura, avanza a ventaglio la formazione dell'Atletico Uri, con l'intervento difensivo da parte dei giocatori bianco-blu che possono ripartire adesso di rimessa qui sulla portiera di destra, esattamente con Corteto, avanza la formazione milionaria, insidiosissima in attacco, parte Sergio Di Maroni. In un noto albergo di Carbonia siamo in compagnia del nuovo mister del Carbonia Calcio, naturalmente mister Mariotti, benvenuto a Carbonia. Grazie, sono molto contento di essere qui, anche dell'accoglienza che ho avuto in questa settimana sia dalla società che dalla città, perciò sono molto contento. Insomma, una carriera importante per il mister che tra l'altro leggevo è stato anche il secondo a Grosseto, se ricordo male, dell'attuale allenatore della Juventus. Sì, sono stato a Grosseto un periodo di 6 mesi il secondo allenatore di Sarri in Serie B e poi ho fatto anche 5 campionati con Gussinetti, che ritengo uno dei più grossi allenatori per quanto riguarda la Serie B degli ultimi 20 anni in Italia. Insomma, sono esperienze formative che ti crescono sia a livello professionale ma soprattutto come uomo, sono state esperienze importanti. Tantissimi campionati, tra l'altro per quanto riguarda i nazionali dilettanti, quindi una grande esperienza. In Sardegna, allenatore a Nuoro per 3 anni se non ricordo male, e poi l'esperienza a Sassari. Sì, io quello che dico, mi mancava il sud della Sardegna, ho fatto il nord, il centro e il sud, è una terra che amo. È una terra che mi è entrata dentro, a parte il fatto calcistico, proprio per l'accoglienza delle persone e per quello che mi ha dato, insomma, e che mi sta dando. Penso che è una terra bellissima, sono fiero, sono contento di poter ancora stare per il 5º anno in una regione che sento mia per tanti motivi e che spero, insomma, che mi accolga bene come ha sempre fatto fino adesso. Ecco, Marco Mariotti tra l'altro è venuto qui a Carbonia. Carbonia ha una tradizione calcistica importante, non sa mister, negli anni 50 Carbonia addirittura sfiorò la Serie B in una partita quasi spareggio a Venezia e poi negli anni 80 8 stagioni interregionale C2, insomma adesso siamo tornati dopo 30 anni nelle nazionali dilettanti. Come vede questo campionato? Allora, quello che mi ha entusiasmato, devo dire la verità, tutti dicono, mi hanno detto molto perché Carbonia. Mi hanno detto tanti addetti ai lavori, perché penso di aver incontrato delle persone giuste, è come un foglio bianco, mi hanno dato insieme al direttore Colombino, che ringrazio qui pubblicamente, al presidente, al vicepresidente, un foglio bianco, lo dobbiamo dipingere, dobbiamo fare un quadro, dobbiamo essere bravi a fare un quadro che piaccia alla gente, che riporti la gente di Carbonia allo stadio. Il numero importante, dobbiamo fare un prodotto buono e quello che io ho sempre il mio sogno, che ho detto tutti gli anni, anche l'anno scorso a Sassari, lasciare un'impronta di una squadra giovane che possa dare alla città una squadra che duri negli anni, no? Come fanno tanti, una rosa che dura un giorno e poi sparisce. Noi dobbiamo costruire un qualcosa che a questa città dia un calcio importante per i prossimi anni. Quindi un progetto che sia magari a lunga scadenza. Ho saputo che lei predilige giocatori che mangino l'erba sul rettangolo di gioco, giocatori di grande agonismo. Assolutamente sì, perché noi abbiamo un certo tipo di budget, ci siamo posti come obiettivo la salvezza e per fare la salvezza e costruire ci vogliono giocatori giovani che hanno fame. Che cosa vuol dire? Noi non abbiamo bisogno di nomi che vengono solo perché sono nomi, noi abbiamo bisogno di gente giovane che voglia diventare ancora calciatore, che abbia questa fame, perché è quello che noi ci siamo prefissi. Io sono convinto che potremo fare un grosso lavoro e divertirci, poi il campo ci darà una risposta come sempre. Ecco, intanto in Sardegna la squadra regina, la Torres, sta preparandosi per quanto riguarda il prossimo campionato, la prossima stagione, ma in questo torneo ci sarà una formazione credo molto importante, che è il Latina. Alcuni anni fa io feci la radiocronaca proprio tra Latina e Cagliari in Serie B, poi ha avuto le sue vicissitudini, ma questa è una squadra costruita certamente per risalire immediatamente in Lega Pro. Io ho fatto questa, un po' sentendo tutti addetti, seguo sempre il mercato e tutto, ma giorno perché è il mio mestiere. Io vedo Ostiamare e Torres
perché partono dal secondo e il terzo posto dell'anno scorso, perciò chi parte così sicuramente è avvantaggiato e saranno un po' le squadre da battere. Però io faccio dei nomi: il Latte Dolce, società seria, costruita con giocatori seri, giocatori veri, uomini veri, società seria, e questa per me vince sempre la società prima di tutto, prima che la squadra e un allenatore, una società molto seria. Poi Latina, Aprilia, a Roma stanno facendo delle squadre molto importanti, quale Trastevere, quale Monterosi, quale Albalonga, l'Atletico Fiuggi di Incocciati e di Manfra. Ci sarà un campionato agguerrito, ci saranno tante squadre veramente in assi di partenza preparate per vincere. Il Latina poi, tradizione, parliamo del Latina, ma il Latina è nata, è come la Torres, tutti gli anni devono fare sempre le squadre per vincere, come tradizione e come cultura. Perciò noi siamo qui, l'Aprilia, noi siamo qui, faremo il nostro, cercheremo di rendere la vita difficile a tutti. Insomma, credo il direttore il DS Colombino stia lavorando in questi giorni assiduamente, siamo anche in stretto contatto, spesso ci sentiamo telefonicamente, ovviamente non mi dice nulla ancora, però è all'opera, no? Per portare i giocatori importanti, quelli che devono dare la spinta giusta, magari ai più giovani. Assolutamente sì, no, ai più giovani, se ancora più giovani di quelli che stiamo prendendo vuol dire che facciamo una squadra giovanile, però fra poco ci sarà qualche nome importante che ha calcato palcoscenici giovani, sempre giovani in cerca di rilancio importante. Io voglio gente motivata, il direttore sta 24 ore su 24, la società 24 ore su 24, sempre disponibili, il segretario, presidente in prima persona, il signor Ferruccio sempre qui, e poi colgo l'occasione per fare un augurio di pronta guarigione a mister Fele, perché secondo me è una figura importante nel calcio non solo nazionale ma soprattutto nel panorama regionale, e io gli auguro una pronta guarigione, che sia sempre a fianco nostro, perché è una guida, è un'esperienza che è troppo importante per noi, insomma. Naturalmente mi associo al mister, facciamo gli auguri a Checco Fele, che ci sia prestissimo una pronta guarigione. Insomma, ai tifosi del Carbonia Calcio che attendono con grande fermento l'inizio della preparazione, che mi diceva sarà adesso ai primi di agosto. Allora, la preparazione inizieremo il 7, venerdì 7 alle ore 16:30 di Trova, 17:30 inizieremo col primo allenamento. Ai tifosi che cosa posso dire? Posso dire di starci vicino, non sarà una cosa facile, è un campionato molto difficile, ma noi suderemo la maglia, tutti i ragazzi daranno il 100%, e poi lì c'è sempre quel rettangolo verde, quella è l'unica cosa, dopo tante voci, perché il calcio è pieno di chiacchiere, poi c'è il rettangolo verde che parlerà e darà i risultati. È quello che dico sempre io per fortuna negli ultimi anni per me ha parlato solo quel signore là, poi ci sono tante altre persone che fanno 1200 chiacchiere, e le chiacchiere se le porta via il vento, rimangono solo i risultati. Io posso dire che il Carbonia e i suoi tifosi saranno fieri della squadra che andrà in campo. E naturalmente noi saremo al vostro fianco con la nostra emittente radiofonica, Radio Luna. Abbiamo un'esperienza ultra trentennale, il sottoscritto e il mio collega Ugo Bulgarelli, per cui avremo grande piacere nel commentare le partite del Carbonia Calcio 1939, allenato da mister Mariotti. Un grande in bocca al lupo. Non dico crepa lunga vita al lupo. Siamo pronti e niente, io sono entusiasta perché dobbiamo creare un quadro, e il quadro ce lo dipingeremo noi. Se siamo bravi faremo un bel ritratto, se sbaglieremo insomma, ma è difficile, sono molto ottimista. Grazie di cuore mister, in bocca al lupo ancora.